Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e credo sarà il primo video dell'anno, quindi buon anno a tutti. Oggi per noi invece è l'ultimo, siamo in super compagnia, dopo vi facciamo un po' vedere tutto il gruppo meraviglioso con cui passeremo questo Capodanno. Ovviamente ci sarà la special guest Matteo Peroni, dopo lo andremo a trovare. Oggi siamo partiti da Rifugio Aquileia, dove passeremo appunto il Capodanno, la serata, la notte e tutto quello che verrà. Ora siamo diretti a Rifugio Città di Fiume e poi proseguiamo fino al Col della Puina, un girettino corto, e nel pomeriggio poi chiamano neve, quindi intanto facciamo questo giretto, ci scaldiamo un pochino e inizio a ciappare anche un fiade fià perché sono proprio scarsa. A dopo ragazzi. Loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. Yeah, loving me was all you tried when you were around. I've been told too many times now. But somewhere I'll go run and hide, looking for a new start. Yeah, somewhere I'll go run and hide, looking for a new start, for a new start. Looking for a new, looking for a new, looking for a new, looking for a new. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, don't wanna be stuck in this town. Don't wanna be trapped, don't wanna be down, looking for a new start. Ormai, come da previsione, si sta chiudendo tutto e inizia a nevicare un pochino. Noi comunque siamo quasi arrivati. Forse non si cacca più tanto, ma sto weekend sarà l'insegna del bere e mangiare. Madonna, non sono in grado di sbozzare. Come no? Vai, vai, vai. No, giuro. Allora, Aspetta. nel senso... Sì, che sei, ok. che sei. Vai. Capodanno in Thailandia 2024. Evviva! Evviva questo Capodanno! Sì ragazzi, di nuovo! Dov'è? Dov'è? 3, 2, 1. Ricordiamoci che noi a sto punto. Ale. Bestia! Bestia. L'ho sentito da distante, l'ho sentito. Ho sentito l'odore del perone. Perché sarà per...
Gianluigi, come sei? Comunque Dimmi. è l'ultimo dell'anno, siamo in buonissima compagnia, il Veneto regna, Sì, la assolutamente. birra anche, Sì, e se fai un'inquadratura generale, ampia, adesso a Fasso. anche stasera figa nastro. Figa nastro, guarda qua, guarda qua, guarda qua. Che ne sei, che ne sei. Mi inquadro anch'io? Cosa c'è? Cosa devo dire per una volta? Vai baby! Devi dire al tuo amico Gianporno di non riempirmi sempre i bicchieri con... Ma io l'ho provato a fermare. posso immaginare. Ma se bevuo fa un'anfora, guarda che roba. Cioè, te si imbriago, spolpo. Cosa era che roba? No, ma non so, se prende alcol che il muscolo. Allora, dato che siamo in tema, noi avevamo fatto un gioco per te. Ma quel Gianluigi mi ha rovinato tutto il gioco. Quanto sei veneto in mezzo ai veneti? Avevamo fatto 30 parole. 30? Eh sì, per la sufficienza, almeno 18. Pronto? Stracca ganasse. Bellissimo! Cos'è stracca ganasse? Cedo. Sono i maroni duri, quelli secchi. Scagno. Sedia. Ci siamo. Per la mia scagna. Vabbè, sgabello. Sgabello. Ah, sgabello. Vabbè, Dai, dagliela buona. Adesso qua arriva la parola che Nico non sapeva. Olvo. Vuoto? No? Olvo. Essere Te si olvo de mangiare. Ah, è pieno di Pieno mangiare. de mangiare. Bravo, dai. De savio. Risavito. No, de savio. De savio. Adesso voglio sapere da te che cos'è freschino. Lo so. La lavastoviglie se ci metti dentro delle robe. bravo, Senza l'aceto Quella sarà freschino. bravo. Bravo. Questa passata. I penotti. I penotti. Da Marco. Ma quello sì, no, perché lo so. I penotti. Petardi. Pelle d'oca. I penotti sono la pelle d'oca. Esatto. Il caigo. Il caigo? Sai No, aiutami un po', dai. Nella nostra pianura padana c'è... La nebbia. Bravo. Il caigo. Caigo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il mio test veneto è... Vai. No, ce li ho. Ragazzi, ok.
Auguri di buon anno, Auguri Sara. Auguri di Matteo, buon anno. riusciamo a farci qualche bella cima quest'anno insieme. Per forza, dobbiamo assolutamente farlo. Ah. Da sobri però, non come Sì, stasera no. che Io è sono meglio. sobrissima. Perché sei veneta, quindi sei abituata tu Caro, a sì. buttar giù. A buttare, a fare fondo. Le Qua. skill qua. Bene, ciao anche da parte nostra. Con questo video si conclude il nostro 2023. Volevo ringraziarvi personalmente, uno ad uno, per essere stati al nostro fianco, per averci dedicato parole meravigliose, per averci regalato il vostro tempo ed averlo trascorso in nostra compagnia. Ogni tanto penso a quanto sia strano vedermi nelle TV, nei telefoni e nelle vostre case, quando io stessa sono la prima a vergognarmi se devo parlare davanti a qualcuno. Sono così felice quando mi scrivete che grazie a noi siete saliti in cima, oppure quando ormai, complice l'età, non potete più tornare in montagna e vi riporto a vivere i ricordi di cime conquistate. Sono felice quando so di trasmettervi gioia e felicità. Sono felice quando mi fermate nei sentieri e ci scambiamo sorrisi, perché mi sento ancora più vicina a voi. È nato tutto con un "dai, facciamo qualche video, così un domani abbiamo dei ricordi meravigliosi". Ed è nata una bellissima community di persone che oltre ad un mi piace si fermano a scrivere il loro pensiero. Grazie perché abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti al canale. Siete veri, con un cuore grande ed una passione in comune, la nostra montagna. Siamo una perla rara di persone che amano la semplicità e che riescono ad emozionarsi con un raggio di sole. E quindi auguro a tutti voi di continuare ad essere scaldati da questo sole. Continuate ad emozionarvi davanti ad un tramonto o ad una cioccolata calda di un rifugio, al sorriso di uno sconosciuto, alla felicità di una cima conquistata e piangete senza vergogna se avete coronato un vostro sogno o se la stanchezza voleva farvi tornare indietro, ma il cuore e la caparbietà vi ha permesso di arrivare alla meta. Non per ultimo, il mio ringraziamento più grande va a Nico per riuscire a creare questi capolavori nei ritagli di tempo libero tra lavoro e casa. E quindi grazie a tutti e buon 2024 in nostra compagnia. I'm coming